Auspici, promesse, speranze. Gli industriali del nord-est guardano nello specchio della crisi e ci vedono riflessa la promessa di un futuro migliore. Promessa, appunto, come quella del premier Matteo Renzi, che nel suo viaggio d'ottobre in Veneto ha sedotto la platea degli imprenditori trevigiani, giurando che prima di subito eliminerà la tassa sulla prima casa e alleggerirà il fardello fiscale delle aziende. Nella legge di stabilità giocheremo il jolly, giocheremo tutte le carte che possiamo giocare perché il 2016 questa ripresa si consolidi. Applausi, eppure il tempo che dice sempre la verità per il governo inizia a stringere e il centrodestra si sta ricompattando attorno al triumvirato Salvini-Berlusconi-Meloni, con il segretario della Lega Nord che da Bologna sfida apertamente Matteo Renzi nello scontro elettorale valido per la poltrona di premier. Io voglio un paese dove i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano avere il coraggio e la follia e la possibilità di mettere al mondo dei figli che sono il futuro, asili nido gratis come in Francia. Lo scontro è servito, due fazioni opposte, due proposte diverse, due visioni economiche agli antipodi, che però necessariamente puntano ad abbattere una pressione fiscale ormai insostenibile. Mentre il centrosinistra di Matteo Renzi lavora sulla legge di stabilità, il centrodestra rilancia la flat tax al 15% per tutti i contribuenti ed aziende. È ora invece di fare effettivamente i numeri e dimostrare ai cittadini che i numeri quadrano, non dire ai cittadini vi abbiamo tolto questa tassa e poi te ne arriva di dietro un'altra. Soprattutto parlo poi dal mio punto di vista, bisogna ridurre la tassazione sul lavoro e sull'industria. Sono molti gli imprenditori che di fronte a questa nuova sfida tra i due Mattei, Salvini e Renzi, non prendono ancora posizione ma chiedono fatti, non parole. Intanto il 25° anniversario di Solidarietà Veneto, il fondo pensione complementare istituito da Confindustria, Confartigianato, CISL, UIL e altre confederazioni di categoria e che oggi raccoglie 1 miliardo di euro e ogni anno investe 7 milioni in Veneto, ci dà un altro spaccato della crisi, quello previdenziale. Il sistema scricchiola e diventa sempre più necessario investire in una pensione integrativa, seminare oggi per raccogliere domani. Nel nostro caso abbiamo molti degli iscritti che versano per le generazioni successive, quindi versano per i propri figli o per i propri nipoti, quindi questo tema della staffetta generazionale e dell'accantonare oggi risorse per il domani viene fatto anche nei confronti dei propri discendenti.